Lui proviene da Legnago, in provincia di Verona, lì sono un po' partigiano essendo di Peschiera del Garda, e Andrea Pesenato è istruttore di acrobazia, oltremodo è anche istruttore da elicottero. Con lui abbiamo Eleonora, che è la sua compagna, che qua a terra segue via radio e li monitora tutte le condizioni di volo, dando anche indicazioni necessarie per configurare meglio il velivolo. Partecipa a tantissime gare, si allena duramente, tantissime le ore di volo che mette in piedi tutte le settimane nell'aeroporto di Legnago. Saluto che lanciamo a tutti gli amici di Legnago quest'oggi presenti al seguito a delle prestazioni entusiasmanti e pesa solamente 820 kg, quindi il rapporto peso-potenza è assolutamente a favore di questa sua prestazione in volo, è veramente entusiasmante. È giovanissimo, non è da molti anni che praticamente pratica questo sport, ma si è subito imposto al panorama mondiale. Signori, via con la musica grintosa, entra in scena Andrea Pesenato. Per fare quota passa dinanzi al sole e poi via! Vai di musica! Giù violento, serie di tonneau sull'asse, 45 gradi in discesa. Via! Su, punta deciso il cielo. Attacca l'aereo praticamente all'elica, è appeso, G0, gravità 0, non pesa nulla in questo momento. E poi, attenzione, silenzio la musica, ascoltiamo il motore, giù la musica. Motore, applauso, vai! Andrea Pesenato, grande performance, Rico recupera quota, via con una serie inanellata di tonneau, punta deciso verso quella scia di quell'aereo di linea che inconsapevole sta transitando ad altissima altitudine, ipercuote la strada in maniera decisa, sbuffi di fumo, simpatici ed ironici, a dire qua ci sono e qua vi faccio vedere di quanta stoffa sono dotato. Giù, di nuovo, vai di tonneau. Centro boa, e via, tonneau e di nuovo verso l'alto. Andiamo a chiudere un tonneau, chiudere un looping perfetto disegnato con il compasso. Guardate la precisione, la pulizia di questo volo matematicamente calibrato. Tantissimo allenamento, tantissime prove, una progettazione a tavolino, perché Andrea al tavolo progetta e scrive prima di mettere in esecuzione la sua figura che andrà a proporre. Tutto ciò che fa, e oggi, come detto poc'anzi, andrà anche a provare una nuova manovra. Giù sul centro della display line, imperioso come sempre, tira la barra verso di sé, su, senza pietà. Una macchina fantastica, livrea gialla, macchina fantastica, trapunta di stelle azzurre. Attenzione! Signori, questo è Andrea Pesenato. Lo riprende di motore. Cattivo come sempre. Macchina in grado di resistere alle forti accelerazioni imposte dalla manovra decisa ed energica di Andrea Pesenato. Riprende il giro, volo rovescio, sentite come l'elica mangia l'aria, la morde, la divora. Questa è la stoffa di un campione, nato per volare, nato per vincere. Attenzione signori, prepariamoci alla deorbitale, la nuova manovra
preparata da Andrea per la prima volta in esclusiva per Jesolo. Di Orbitale, giù la musica per favore, silenzio perché andiamo a vedere questa impostazione particolare. Giù la musica, attenzione, fa quota, punta verso il basso, su di nuovo, 3, 2, 1, De Orbitale signori, silenzio, ascoltate. Vide pianta scendere e applauso da parte vostra. Bellissima questa figura che va a congiungere alcune figure classiche della con questo tono lentissimo. Alterazioni d'assetto energiche e ripetute e lo sbuffo di fumo sta a raffigurare, sto prendendo fiato per prepararmi a un'altra decisa evoluzione. Sempre Pesenato guadagna quota, la quota è denaro, diceva il comandante. Attenzione, scende di nuovo. Incredibile. E vai con l'applauso. Ritorna in scena. Dopo una discesa di quota a tutto manico. Riprende quota e sbuffa. Stiamo studiando un circuito particolare per disegnare un segnale Morse nel cielo. Ci stiamo lavorando sopra. Ci riusciremo per il 2023. E la disco dura rende giustizia a questo volo con un'alternanza di momenti di grinta e momenti di estrema creatività. Una figura francese abbandonata da qualche anno che porta il nome di Ventaille, la ripercorre, eccolo! Con un fumo bianco che va a pennellare le traiettorie calibrate, studiate. Eccolo incredibile come sempre. Lo riprende di energia, nulla sfugge. Grande Andrea Pesenato. Rientra centrale, punta deciso. Attenzione, una manovra che è nel vocabolario degli aviatori. Schneider secca, decisa, stretta. A ricordare le Schneider sul lago di Garda del reparto alta velocità che negli anni 30 al comando del generale Bernasconi porta a casa un sacco di record. Attenzione, giù la musica, ascoltiamo. E via di nuovo, Andrea Pesenato. Andiamo verso il finale del suo display. Buffi di fumo a salutare questo gran finale, questa grande presenza a Jesolo 2022. E andiamo con la cravatta, vai con
chiudiamo il nodo della cravatta e poi la tiriamoci davanti. Grande Andrea! Rimanendo appiattiti sul mare. Attenzione, imposta la manovra, punta sull'ala interna e poi gira, tirata piatta. E prima del saluto anche lui, volo impazzito, volo pazzo, ma assolutamente sotto controllo, rientra e ci saluta. Giù la musica! Ci saluta Battito Dali e noi lo salutiamo con un grande applauso, signori. Grazie di tutto. Andrea Vila a sinistra, vediamo se ci delizia per un passaggio finale. No, esce dalla display. Grazie Andrea, grande prestazione.